Eccoci insieme cari telespettatori, come sempre siamo supportati dallo SPCGIL per affrontare tematiche molto importanti che richiedono l'attenzione, ma soprattutto è importante anche il ruolo in questo caso del sindacato dei pensionati per delle azioni che si spera possano portare dei risultati. Parliamo delle RSA, parliamo delle case di riposo, anche se quelle di riposo sono diverse dalle RSA in senso tecnico, ma per intenderci, e parliamo delle tante situazioni estremamente difficili e sempre più difficili che stanno affrontando le famiglie, gli anziani che sono in queste strutture. Ci sono diverse istanze importanti, è da tempo che il sindacato, anche a livello unitario, si sta muovendo per cercare di ottenere dei provvedimenti. Vediamo qual è la situazione. Nella seconda parte della nostra trasmissione parleremo invece della manifestazione che si svolgerà a Roma e naturalmente avrà un'importanza molto significativa perché è una azione nei confronti dell'ottenimento di una pace generale, insomma far capire che il sindacato vuole la pace. Allora vi presento i nostri interlocutori relativamente a questa manifestazione e alle istanze che verranno presentate veramente da migliaia e migliaia di persone che partiranno dalla nostra regione, ma non solo da tutte le regioni d'Italia. Abbiamo il piacere di essere collegati con Margherita Grigolato del Dipartimento Politiche Inclusive CGIL del Veneto. Ben arrivata. Grazie, buona giornata, ben arrivati a tutti i telespettatori. Allora, con Margherita poi parleremo nella seconda parte della trasmissione, per cui possiamo lasciarla un attimo tranquilla. Invece con Gino Ferraresso del Dipartimento Welfare SPCGIL del Veneto faremo il focus sulla situazione. Ben arrivato segretario. Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, vediamo innanzitutto la prima slide che è un po' riassuntiva, così la faccio chi vuole, si mette se la legge anche con calma, intanto noi iniziamo a raccontare. 3.000 impegnative per gli ospiti delle case di riposo, ma non bastano. La situazione delle RSA in Veneto continua ad essere molto difficile, poi con le varie notizie che arrivano da varie strutture, dalla zona del Basso Polesine ad altre del Vicentino anziché del Padovano, dove sono, io dico minacciati, ma in realtà non è minacciati, sono preannunciati degli aumenti importanti mensili nelle rette. La cosa fa veramente paura perché poi diventano costi insostenibili. Questi anziani dove vanno? Allora, qual è la situazione? Allora, la situazione che noi denunciamo da anni come sindacato dei pensionati della CGIL, ma anche unitariamente insieme a FNP, CISL e la UIL, è quella che c'è una situazione molto pesante per quanto riguarda appunto le rette delle case di riposo. Da un lato le rette, dall'altro lato l'aggravamento degli ospiti che vanno nelle case di riposo. Le case di riposo oggi non sono le case di riposo di 10, 15, 20 anni fa, dove una parte degli ospiti erano anche ospiti autosufficienti. Oggi possiamo dire che il 99% delle persone che fanno riferimento a questi centri servizi distribuiti nel Veneto sono persone che hanno molti problemi sanitari. Di questi una parte considerevole e in aumento, purtroppo, sono persone che hanno malattie che vengono chiamate dementigene, cioè hanno problemi relative alle malattie, insomma, dell'invecchiamento, tipo l'Alzheimer, tipo il Parkinson e via dicendo. E queste persone sono molto in aumento, non solamente nella nostra regione. Noi nella nostra regione, in tutte le case di riposo che ci sono distribuite nel Veneto, non abbiamo neanche un centinaio di posti residenziali per queste persone. Quando per invece chi ha delle malattie mentali in senso lato? Sì, in senso molto lato. Quindi sono veramente pochissimi, perché invece per poter gestire queste persone ci vogliono strutture assolutamente. Sì, esatto. Quindi da un lato c'è un problema delle rette che si sono, come dire, già erano alte prima, adesso cominciano a essere più pesanti come in tutte le famiglie, come in tutte
le attività produttive, c'è il rischio di un aumento molto molto pesante per quanto riguarda l'energia elettrica, perché anche le case di riposo hanno bisogno di energia elettrica naturalmente, e quindi si rischia non solo l'energia elettrica ma tutto quello che poi viene collegato. C'è un aumento dei prezzi, di tutti i prezzi, a cominciare anche quelli degli alimentari, quindi questo rischia di scaricarsi ancora una volta sugli ospiti in particolare, e per quanto riguarda ovviamente anche le famiglie, perché poi intervengono anche le famiglie. Io ho sentito un po', ci sono arrivate in realtà diverse mail a riguardo, penso di familiari di anziani che arrivavano già pelo, ecco, il problema è questo, semplicissimo. Arrivavano pelo a mantenere e far sì che l'anziano stesse in casa di riposo. La persona stessa, la famiglia, ha avuto dei rincari di bolletta pazzeschi, rincari generali, non ce la fa più a sostenere la retta, e sono stati tantissimi che ci hanno detto non riusciamo più a tenere questa persona in casa di riposo. La si riporta a casa, ma in che condizioni? Come la si lascia? Perché poi chi la porta in casa di riposo vuol dire che non ha spazio a casa, se c'è spazio non ha tempo da dedicare, non ha neanche, la lascia abbandonata a se stessa. Il che diventa situazione veramente deleteria, oppure la rimanda a casa, chi ha la casa, l'ha mantenuta la propria casa, e dà un'assistenza forfettaria o non lo so come definirla, non certo congrua al tipo di assistenza che sarebbe dovuta. Questo è un dato di fatto. È molto grave questo, è contro le leggi della vivibilità. Qui stiamo vedendo, quando lei mi diceva mancano appunto dei posti letto, il fabbisogno di posti letto che ci sarebbe, no? Vediamo un po' di spiegarlo. Allora, una cosa che è molto importante da dire è che il tema della non autosufficienza è fondamentalmente in capo alle regioni, fondamentalmente. Anche in parte ai comuni. Quindi regioni e comuni hanno la competenza. Diciamo che i comuni hanno più l'aspetto sociale, la regione invece ha la competenza sociosanitaria fondamentalmente. Quindi noi dobbiamo fare riferimento alla nostra regione, anche se da anni rivendichiamo che a livello nazionale si debba fare una legge sulla non autosufficienza che garantisca dei principi, no, uguali in tutto il territorio nazionale, uguali per tutti, perché sennò rischiamo di avere, come nella sanità, magari 20 sistemi diversi di sanità e di non autosufficienza. Detto questo, noi nel Veneto abbiamo, come abbiamo visto, se si rimette di nuovo la tabella di prima, noi abbiamo attualmente 31.000 posti nelle case di riposo. Diciamo che però questi 31.000 posti sono i posti riservati ai non autosufficienti di primo e secondo livello. Cosa significa? La Regione Veneto ha suddiviso gli anziani non autosufficienti in due tipologie di gravità, primo e secondo livello. In totale i posti riservati per questi anziani non autosufficienti quindi sono 31.000. Ad agosto di quest'anno la Regione, anche dietro nostra sollecitazione, ha fatto una delibera dove ha un po' messo mano a tutte le questioni che riguarda la residenzialità, o meglio, quasi tutte le questioni che riguardano la residenzialità. Da un lato, come abbiamo visto in questa tabella, ha previsto che il fabbisogno per questi anziani di primo e secondo livello dovrebbe essere intorno ai 32.000 posti letto. Ne abbiamo però 31.000, quindi bisognerà aumentare i posti letto riservati a queste persone almeno di 1.000 unità. Questi poi possono essere aggiunti ulteriori posti letto quando si fanno i piani di zona, e quindi si arriva addirittura, si dovrebbe arrivare ad avere potenzialmente 36.000 posti letto in tutto il Veneto. Il dato di partenza è che però noi ne abbiamo attualmente 31.000, quindi bisognerà accreditare, approvare nuovi posti letto per questi anziani non autosufficienti. Con questa delibera però non si è messo mano
a tutta una serie di posti letto che invece, per esempio, riguardano i famosi posti letto per gli Alzheimer, cioè quei famosi 100 posti letto che dovrebbero essere aumentati in maniera considerevole, sono ancora fermi ai 100, quando invece si doveva aumentare anche quei posti letto. Come si vede in questa slide, appunto i posti sono 145, non è stato messo mano neanche ai posti che riguardano gli stati vegetativi permanenti, le persone che hanno SLA e per quanto riguarda i centri diurni. Anche questo, abbiamo pochi posti letto, non posti letto perché sono centri diurni, pochi posti in tutto il Veneto per centri diurni, per non autosufficienti, che servirebbero molto alle famiglie, a quelle famiglie che hanno a casa la persona anziana non autosufficiente, che hanno bisogno, come dire, di un sollievo durante la giornata. Abbiamo purtroppo, se i numeri sono quelli, se il fabbisogno solamente per il primo e secondo livello sono 32.000 persone, ci dovrebbero essere anche più posti per i centri diurni, per le persone certo, insomma, da ospitare nei centri diurni. Con questa delibera, quindi la Regione ha messo mano a una parte dei problemi, ha aumentato i posti letto, da un lato, poi ha fatto un'operazione, allora, chi è in casa di riposo, non tutti, il 75% delle persone, riceve un aiuto da parte della Regione, che viene chiamato impegnativa di residenzialità. Questa impegnativa di residenzialità nel passato era 48 euro per chi era al primo livello e 56 per chi era al secondo livello. Ora la Regione, con questa sempre famosa delibera, cosa ha fatto? Ha deciso che invece di avere due livelli, uno un po' grave e l'altro un po' più grave, ha deciso di fare solo un livello. E dando a questo livello unico, chiamiamolo così, una quota giornaliera di 54 euro al giorno. Ed ha contestualmente aumentato il numero delle persone che potranno avere questo beneficio. Di quanto? Di 3.000 unità. Quante erano prima? Prima sostanzialmente c'erano 25.000 persone che ricevevano il contributo della Regione. Con questa operazione saranno nell'arco di 3 anni 28.000. Però, come abbiamo visto, non copre il fabbisogno dei 32.000 posti letto, il che significa che ci saranno anziani di serie A e anziani di serie B, e cioè serie A e serie B, che hanno, come dire, un'importanza economica molto molto pesante, perché ci sarà chi prende il contributo dei 54 euro al giorno e chi invece non prende nulla. Questo contributo dovrebbe pagare le spese sanitarie. Quindi non quelle alberghiere. Non quelle alberghiere. Ma come abbiamo detto all'inizio, negli anni è peggiorata la situazione delle persone anziane. Ormai si va in casa di riposo, se si parla insomma con i direttori delle case di riposo, te lo dicono apertamente. Nella casa di riposo è, diciamo, è l'ultimo passaggio prima di arrivare al fine vita, mettiamola così, nel senso che le famiglie, vuoi perché sono attaccate alla persona anziana, vuoi perché la retta costa, e molte volte, fin tanto che è gestibile, ci si affida alle assistenti familiari, alle badanti, che alla fine costano meno che non in una casa di riposo se non hai il contributo regionale,
E quindi c'è questo percorso per cui le persone rimangono a casa il più possibile. E dopo in estrema ratio vanno nelle strutture. Esatto, ma là arrivano con patologie. Io devo interrompere un attimo perché stiamo sforando forse oltre la pubblicità ed l'argomento è molto importante e richiede un po' di attenzione. Siamo arrivati a questo punto, chi entra effettivamente nelle case di riposo, come si sono trasformate, perché a questo punto diventano strutture sanitarie più che di carattere sociale e quindi con delle esigenze e dei costi ben diversi. Ne parliamo insieme subito dopo la pubblicità, tra poco.